qui abbiamo il dottor Antonio Botturi della Toro. Perfetto, grazie mille. Ecco, qui entriamo nel regno della goccia, la Toro, azienda storica americana che dell'irrigazione ha fatto, no, diciamo ha bagnato mezzo mondo, si può dire così, sicuramente. Dai giardini ai campi da golf e successivamente siamo approdati anche alla parte agricola negli ultimi 25 anni circa. Una piccola esperienza, insomma. Una piccola esperienza, sì, direi di sì. Dopo 25 anni che produciamo irrigazione a goccia sia per il pieno campo che per l'orticoltura e anche per viticoltura, noccioleti, frutteti, eccetera, abbiamo insomma una discreta gamma di prodotti legati all'irrigazione a goccia. Ecco, magari chiedo se c'è qualche tuo assistente, se ci porta dei campioni che così li possiamo far vedere. Mi farebbe molto piacere che tu mi descrivessi un attimo le caratteristiche di un paio di queste manichette. Sì, guarda, allora noi diciamo abbiamo un prodotto di cui abbiamo già parlato quando eravamo a Rosalina, che è il Flow Control, ed è un prodotto molto particolare che abbiamo solamente noi come Toro. È una manichetta con un flusso regolato che è quasi autocompensante. Dopodiché, passando sempre nelle manichette, abbiamo il nostro prodotto, diciamo, principe, che è l'Aquatrax, l'Aquatrax PBX, che viene prodotto in diversi spessori, dal 5.000 fino al 15.000, che lo spessore, diciamo, determina un po' la durata nel tempo del prodotto. Chiaramente con la manichetta, con l'Aquatrax, siamo in grado di gestire anche degli appezzamenti con dei filari molto lunghi, utilizzando delle basse portate. Possiamo permetterci con una spaziatura a 30 cm 0,57 di fare delle file lunghe 500 metri. Se poi vogliamo aumentare ancora in campi di mais, in zone come queste dove i campi sono molto lunghi, possiamo arrivare anche a 700-800 metri con il 90% di uniformità, utilizzando dei gocciolatori da 0,3 litri ora. E quindi questo direi che è positivo per un agricoltore che ha dei campi molto lunghi e fa mais, fa culture estensive. Ecco, però se ho ben capito questi non sono ancora gli autocompensanti, giusto? No, le manichette non sono autocompensanti. Perfetto. Autocompensanti non esistono. Il Flow Control è l'unica che si avvicina un po' di più all'autocompensazione, ma non lo è neanche il Flow Control. Certo, quindi... certo, molto bene. E quindi diciamo questi sono comunque delle manichette per uso stagionale, quindi potrebbero adattarsi, cioè quella per una cultura di mais o per una cultura di soia, quella che tu proponi. Diciamo che le manichette sono stagionali perché purtroppo non abbiamo la possibilità di recuperarle. In realtà il polietilene non è che finisce lì, quindi se uno volesse le può riutilizzare. Però normalmente qua sul mercato italiano tendiamo a fine stagione di un raccolto di mais piuttosto che di un pomodoro d'industria a raccoglierle con le macchine che appunto probabilmente avete già visto prima e a portarle a fine campagna. La possibilità che si ha di riutilizzare una manichetta come questa, come l'Aquatrax, con uno spessore da 15 mm è fare la subirrigazione. Soprattutto se hai dei terreni di proprietà, dei terreni adatti alla subirrigazione, con campi anche importanti come ci sono nel Ferrarese. Noi abbiamo fatto diversi impianti di subirrigazione e lì la manichetta rimane 15 anni, non viene toccata. Direi che parlando di agricoltura sostenibile, il miglior sistema per irrigare a goccia in subirrigazione.